e vorrei, e chiedo aiuto a voi, se siete capaci almeno voi, con il potere che avete, io di qua, quanti candidati sono qui? Insomma, 17, 27. Ci sono già le voci che neanche i candidati si votano per paura che il candidato che vuole il candidato sindaco non venga eletto, perché hanno tutti paura di non essere eletti, perché quando ci sono 17 che corrono è probabile che nessuno venga eletto. Allora si stanno già ragionando di non votare, mentre a sinistra, non votarsi e concentrare i voti su uno, perché ho il rischio che su Mare non ha neanche un candidato se continua così, perché mi pare logico, 17 candidati, tutti corrono, è una frazione. Allora vorrei capire, mi aiutate a venire qua con i candidati sindaci a fare un confronto su Sumaga? Sui programmi, non sugli uomini. Gli uomini fanno vita che vogliono, vanno dove vogliono, cambiano, girano, voltano. Tutti i socialisti sono passati tutti di là, o quasi. Quasi. No, sì, Sì, ma c'è uno che resiste. no, ma lasciatemi fare qualche provocazione, se no lasciatemi fare qualche provocazione. Ho premesso prima che io non sono qua come sindaco, io ho finito. Il tema della campagna elettorale sapete qual è? Che il sindaco ha messo la fascia durante l'innovazione del teatro, che il sindaco ha già lavorato con i soldi della regione, che il sindaco ha portato avanti i progetti di Rabatin e che il sindaco ormai, siccome tanti anni che fa l'amministratore, è il momento di cambiare. Questi sono i temi che fino adesso io ho capito. Non ho ancora capito un programma. Me lo volete dire? Un candidato sindaco, un consigliere che sostiene un candidato sindaco, mi vuole dire qual è un pezzo di programma diverso, una virgola diversa da quella che c'è scritta qua? A meno che non l'abbia copiata adesso, ma non la può copiare, perché io questo qui l'ho distribuito, l'ho consegnato quando avevo presentato la lista dei candidati, l'ha presentato anche gli altri nella stessa maniera. Adesso lo può candidare, lo può cambiare, ma il confronto tra quello che ha consegnato quando ha presentato la lista e quello che crederebbe di presentare adesso, non siamo nessuno stupidi, andiamo a vedere qual era il programma originario. È chiaro che questo è un programma che è elettorale e che per diventare programma di mandato deve andare in consiglio comunale e può essere modificato, ma va modificato in consiglio comunale dopo che abbiamo sentito la gente, proposte, integrazioni. Allora è un discorso trasparente e reale. Una forza politica, una coalizione si presenta agli elettori, questo è il suo programma, lo legge, lo discute, dopodiché dice io non sono d'accordo, poi dopodiché quando si va in consiglio chi vince può anche modificarlo e si trasforma un programma elettorale in un programma di mandato, come si fa sempre in tutte le competizioni. L'ho fatta lunghissima perché, come avete ben capito, io non sono disposto a perdere la nulla, insomma. Non sono disposto a perdere. Il costo, guardate, di venire qui, stare mettermi a dormire sotto il ponte tutti i giorni, andare casa per casa e spiegarvi quello che avete fatto, quello che ho fatto e quello che gli altri vogliono fare. Perché, guardate, c'è un problema della democrazia anche un po', perché se passa l'idea che un sindaco può promettere di non fare niente, e essere riconfermato costantemente, vuol dire che c'è un concetto di democrazia che passa da questo. Io la sto facendo grande, ma se uno ha fatto, o se l'amministrazione ha fatto, va riconosciuto quello che ha fatto, o se no si dice perché cambio, perché adesso sono arrivati a dire, umiliando anche tutti i signori, quelli di governo come che cambiano perché comandavo solo io. Anche la quinta ragione per cui dicono che bisogna cambiare, perché comandavo solamente io, avendo anche poco rispetto dei colleghi, insomma, quando si amministra c'è gente che ha, come me, che va in pensione per fare il sindaco a tempo pieno, c'è gente che lavora come minoranza per fare un mestiere, c'è lui che fa il geologo, lei che farà c'è qualcuno che deve rispondervi perché il consiglio comunale spariva sempre quando c'era da votare, chi impediva? Cioè, voglio dire, ci sono, ognuno dà il tempo che ha a disposizione in campagna elettorale, perché quando fai l'assessore non tutti, se tutti potessero fare a tempo pieno sarebbe troppo facile. Io prendo 1,670 netto di indennità per fare il sindaco e sono uno che prendeva all'anno ben più di quello che lo dichiaro adesso, ovviamente. Io prendo zero. Chiaro? E sono note le retribuzioni, il giornale le ha pubblicate, tutti le abbiamo pubblicate, vero? Quello che prendo io non è quello che
e che prendo adesso facendo sindaco, ma prima quando facevo dirigente d'azienda prendevo più, e sono andato in pensione con 35 e 57, cioè con la finestra di 57 anni e 35, col 30% in meno di pensione, perché non sapevo che per governare una città proprio uguale a essere presente dalle 6 di mattina a mezzanotte bisognava andare in pensione, e c'è qualche posso dire, benedetta da Dio, non so di altro, che pretende di governare a metà tempo un comune di 40.000 abitanti e nello stesso tempo lasciamo stare il figlio, il mangiare, il marito, eccetera, negli altri governa anche gli altri 43 comuni della provincia. Cioè vuol dire che ormai siamo al paradosso, siamo arrivati al paradosso. Io vi invito seriamente a ragionare e a pensare, siamo in pochi, a pensare a qual è il rischio che si corre se si dovesse tornare indietro. Dopodiché, quando uno è liberissimo, in democrazia fa quello che vuole, una volta uno si sposa e dopo si separa, non va d'accordo, poteva cosa si prima, è a pagare. Io non vorrei che qualcuno di voi dicessi, finisco sorridendo anche se non è proprio così. L'architetto si dice correggete, se non lo sentivo vi lodo che mi correggete. Mia suocera è morta il 25 febbraio, ma fino a quando ero un po' lucida, a ottobre del 2008, mi diceva sempre questa frase, che ce l'ho scritta e mi ricordo sempre, che su una lapide c'era scritto: stavo bene, per star meglio già ciò. Io non vorrei che qualcuno di voi, tra un anno e mezzo, si ricordasse di questo epiteto: stavo bene, per star meglio già ciò. Grazie. Già, era scritto sulla lapide.